Marco Vullo, assessore ai servizi sociali di Agrigento, comunica ai cittadini che in merito alla Social Card Spesa 2023 gli uffici dei servizi sociali sono stati potenziati per dare chiarimenti ai beneficiari della misura di sostegno per gli aventi diritto. Voglio ricordare, continua l'assessore Vullo, che la Social Card di 382 euro è una tantum e può essere spesa entro e non oltre il 31 dicembre di quest'anno. I comuni hanno collaborato con l'INPS, che è l'ente erogatore per gli aventi diritto alla Social Card, e ha fornito all'ente di previdenza i dati anagrafici e residenziali dei nuclei familiari. Voglio ricordare ancora, continua l'assessore Vullo, che l'ISEE non deve superare i 15.000 euro e che altre provvidenze come la NASPI, il reddito di cittadinanza, quello di inclusione, la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità vanno in conflitto con la Social Card. Abbiamo come comune potenziato gli uffici dei servizi sociali, abbiamo creato uno sportello dedicato ogni giorno dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per qualsiasi chiarimento c'è il personale specializzato a dare ulteriori chiarimenti al cittadino. Gli aventi diritto, recandosi presso gli sportelli del comune, avranno il rilascio di un codice della carta che poi, recandosi alla posta, potranno ritirare la Social Card e il PIN. La Social Card, continua Vullo, è uno strumento che può dare linfa ai consumi e riguarda la fascia medio-bassa della popolazione, perché chi è in possesso di altre misure di sostegno al reddito e di welfare è sostenuto da altre iniziative in corso. L'assessorato ai servizi sociali di Agrigento e i suoi uffici sono un front office per qualsiasi chiarimento di una misura che ha voluto il governo nazionale.